Cambia il nostro sfondo e ci porta nella meravigliosa Sciacca, perché è stato presentato in anteprima proprio a Sciacca, un sogno fatto in Sicilia, scritto e diretto da Michela Scolari, attore e coproduttore del film è Ivo Romagnoli, è l'ospite con il quale ci collegheremo fra qualche secondo, e poi chiuderemo il nostro Pendai Cinema proprio con la regista Michela Scolari, che ci racconterà tutto il suo amore verso la Sicilia e Sciacca in particolare. Marco ci dice che Ivo è già con noi. Ciao, buongiorno. Buongiorno Ivo. Buongiorno, che piacere. Ciao, piacere. Ciao a tutti, Sicilia, a tutti. Ci sentiamo carichissimo, Ivo. Sono carichissimo, sono appena tornato stanotte dalla Sicilia, quindi si vede anche dall'abbronzatura finalmente. Abbronzatura d'ottobre, hai notato dalle nostre parti? Ma lo so, ma guarda, l'anno scorso noi abbiamo girato dal 28 settembre fino ai primi di novembre. Eravamo in un magnifico resort sul mare, ma non ho avuto il tempo neanche di farci un bagno. Quindi a questo giro siamo andati a fare la prima, però siamo rimasti qualche giorno in più e ci siamo goduti un po' la terra la splendida terra che avete. Vedi, uno ne approfitta in questi casi. Che si deve fare? Ci si sacrifica. Così. Brava. Stiamo vedendo alle nostre spalle anche questa bellissima locandina. Un pezzo della locandina di cui tu sei anche produttore e coproduttore. Attore e produttore. Sì. In questa doppia veste come ti sei trovato nelle fasi di pre e lavorazione del film? Allora, no, ci tengo. La produzione principale è la Film in Tuscany, che è la società mia e di Michela. Michela ha curato la parte artistica, completamente la parte artistica, e io completamente la parte produttiva. Quella più rognosa. Abbiamo lavorato tanto, però insomma, a vedere da come reagisce la gente a vedere il film, sono molto soddisfatto, ma poi sapete anche... Ivo, ti devo interrompere perché noi in realtà in questo momento siamo in collegamento in streaming, ci stanno seguendo tutti coloro i quali sono collegati su Facebook, ma alla radio c'era la musica, sta finendo il brano, quindi ti dobbiamo presentare anche in FM, dammi un secondo. Ah, certo. Abbiamo ascoltato Emma, iniziamo dalla fine, noi invece vogliamo ricominciare da capo col nostro ospite. Abbiamo già iniziato a raccontare qualcosa su Facebook, ma al pubblico che ascolta Radio In dobbiamo raccontare un sogno fatto in Sicilia. Ivan. Sì, perché devo dirtelo questo, Ivo, il mio fraterno amico, assolutamente, Ivo Romagnoli, in collegamento con noi, uno degli attori protagonisti del film, firmato da Michela Scolari, è coproduttore di questa opera, che porta anche l'importante firma di Adam aiutami, Leipzig. Complicatissimo. Ivo, volevo partire dalla vostra prima Sciacca, perché il mio fraterno amico che vi ha ospitato, che è Sino Caracappa, proprietario del multisala Badia Grande, che saluto con grande affetto, mi ha detto: Ivan, guarda, appena abbiamo lanciato quest'anteprima, abbiamo subito avuto sold out. C'è stata un'accoglienza strepitosa del film. Sì, strepitosa, Ivan. Guarda, come si diceva prima, non so se è già andato o non è andato, questo mi dà una soddisfazione immensa a me, perché sono stati, sai, fare un film, si sa, non è una passeggiata. Poi la nostra società, mia e di Michela, Film in Tuscany, abbiamo deciso, Michela ha diretto altri documentari prima di questo film, però essendo la sua prima regia, lei ha fatto tutta la parte artistica, io mi sono occupato di tutta la produzione. Però partivo anche molto
molto come motivato per fare questo film. Perché? Perché mia nonna era di Marsala e mia nonna non l'ho mai conosciuta io. E quindi infatti ringrazio Michela per questo, abbiamo dedicato il film a lei, perché sono sicuro che lei da lassù sarà molto contenta e orgogliosa di quello che stiamo provando a fare, perché è un film che esalta solo ed esclusivamente gli usi, costumi e bellezza di una terra straordinaria come è la Sicilia, lasciando stare ogni minimo accenno a ogni stereotipo che ormai purtroppo da dopo Il Padrino purtroppo eredita tutta la cinematografia. E che noi stiamo provando a scardinare in ogni modo. Brava. E infatti, guarda, ti dico la cosa che veramente mi ha riempito proprio il cuore di gioia e proprio mi ha dato una soddisfazione incredibile. È stata una persona che è venuta a vedere il film, dopo mi ha aspettato, mi ha ringraziato dicendomi: Ivo, grazie, mi fai sentire fiero di essere nato in Sicilia e anche di non voler andare e di non voler essere nato da nessun'altra parte. Ah, che bello, che bellissimo messaggio. Sì, sono entusiasta di questo, sai, noi facciamo per gli altri alla fine, no? E quindi avendo questi feedback è tutto quello per cui ci mettiamo in gioco, ecco. Senti Ivo, io ho seguito in questi ultimi mesi le varie fasi di questo lavoro, grazie anche al contatto che ho quasi quotidiano con la Sicilia Film Commission. C'è stato un cartello di produttori, comunque di sostenitori, oltre a voi, Rai Cinema, la Trump, che sì, crede sempre più, infatti quando ne parlavo con Nicola Picone mi ha detto: Ivano, questo è un lavoro che davvero restituisce grande bellezza alla nostra terra, fuori da quelli che sono anche gli stigma e le visioni stereotipate anche di una certa cinematografia. Ecco, è proprio quello che, detto da Nicola. Allora, sì, la Sicilia Film Commission è stata la prima a credere nel progetto, perché hanno ritenuto, a parte la sceneggiatura secondo me meravigliosa scritta da Michela, ma hanno creduto questo un progetto unico e irripetibile, testuali parole hanno detto, per la Sicilia, perché avere un produttore che viene da fuori a fare un film in Sicilia senza appunto toccare nessun stereotipo, è una cosa unica che rara. Dopodiché aver avuto Trump che ha creduto nel progetto e Nicola, Attilio sono entrati in coproduzione insieme a noi, e dopo questi commenti che hanno fatto loro da siciliani ci dà tanta gioia, tanta soddisfazione. Ci sono anche altri partner perché abbiamo stretto altri partner e tutti che hanno aderito per questo motivo qui. Il Mangias Resort, che è stato curato dalla società di product placement Tilt Production di Selene Mosticchio, che fra l'altro è lei che mi ha messo in contatto con Nicola un giorno a Palermo. C'è Elena Costa, che è una giovane produttrice locale di Bisacquino, dove hanno girato Cinema Paradiso, che lei è proprio entrata in associazione in produzione e si è aperta anche una società di produzione dopo, la Sicily Entertainment. Poi abbiamo il Pepe Gas Team, che sono degli altri partner, insomma. Però quello che io dico sempre, la prima persona che ha creduto, perché si può dire che questo progetto è nato come un sassolino e poi si è ingrandito effetto palla di neve, no? Però la Sicilia Film Commission, Nicola Tarantino, è stato il primo
in assoluto a credere in questo progetto quando ancora era un sassolino, eravamo solo io e Michela. È vero. Anche Adam Lightspeed, Esatto. che è l'ex presidente di National Geographic Los Angeles, produttore dell'Attimo Fuggente, La Marcia dei Pinguini, Good Morning Vietnam, cioè è un mostro sacro di Hollywood. Lui è entrato nel progetto proprio perché prima gli è piaciuta la sceneggiatura, ma poi perché appunto anche lui si rende conto come ad oggi la Sicilia sia ambita nel mondo, sia amata nel mondo, però come ad oggi ancora manchi una sorta di film, come lui chiama, cartolina, capito? E quindi si è buttato a capofitto nel progetto, diventando il nostro produttore creativo. Abbiamo ancora tanto da raccontarvi, ma anche da farvi vedere. Cosa abbiamo preparato? Sì, perché io congelo un attimo il trailer perché volevo mostrarlo con il collegamento successivo con Michela, perché è più giusto, ma mi piaceva moltissimo raccontare un po' il percorso artistico di Ivo Romagnoli attraverso il suo showreel che ci vediamo nella nostra diretta Facebook, e poi appunto continuiamo a parlare di lui e di questa sua opera. Intanto alla radio ci sono i Litfiba con Regina di Cuori. Ed è qui che invece noi possiamo conoscere meglio Ivo, e allora andiamo subito a vedere il suo showreel, ripercorriamo le prime tappe della sua carriera fino ad arrivare ad oggi. Lui è Ivo Romagnoli. Papà, sono arrivate le analisi. Mi hanno trovato un tumore. Oggi i finanziamenti li danno solo agli under 35 e alle donne. Ma c'è un'altra soluzione, le coproduzioni straniere. Qui abbiamo diverse chance. Ottimo. Secondo lei la storia si può ambientare anche all'estero? Sì. Cioè, magari uno la riadatta, la riscrive, però sì. Lei aveva un'idea già precisa, eventualmente devo ambientarla? Azerbaijan. Lì c'ho diversi agganci. The vicious circles! Girls are socialized, so they want men to be older, take charge, have money, have status, while they play hard to get. È scappato di casa, ne sono certa. Come tu fai a dirlo, dai? Tu volevi ammazzargli la Pina. Oh, fermi tutti qui un momento. Chi ha minacciato lei? Ma chi ha minacciato? Non ho minacciato nessuno, è un animale. E tutta colpa tua, se n'è andato. Deve averti sentito che la volevi ammazzare. Oh, ammazzare. A ritonfa. Magari invece si è perso. Maledetta allergia. Maresciallo, cosa sta succedendo qua? Maresciallo, qui non ci si capisce nulla. I signori sono venuti per denunciare lo smarrimento di un minore. Invece poi è venuta fuori sta storia di minacce di morte di una certa signora Pina. No, ma chi ha capito? È una papera. Sì, ho capito benissimo io. Un errore, una papera. Di con tutti così afflittata fatta. They get more hostile, more aloof. They wear high heels. They diet too much. They hate themselves. They blame the men, and men hate them. Raffreddato? Ma che allergia. Insomma, 3 bambini e una papera, ne è sicuro? Sicurissimo! Come? Scusi maresciallo, noi abbiamo avuto una denuncia per lo smarrimento di 2 bambini. Ma il terzo chi è? Ma che ne so, piuttosto maresciallo, hai segnato tutto? Sì, maresciallo. Adesso ho capito tutto. Siete 2 marescialli. No, il maresciallo sono io. Grazie per la collaborazione. Vada. Certo maresciallo, tu ti potevi chiamare anche in un altro modo, eh? Maresciallo, non c'è problema. Ma aiutami ad avere questa promozione, così divento maresciallo di nome e di fatto. Cosa ha fatto con questo dito? Me lo sono chiuso in un cassetto. Allora, prima di tutto impara a chiudere per bene i cassetti e poi se ne riparla, eh? Oh, se ne riparla. E qui ti abbiamo visto in 1000 vesti diverse. Sempre, a me diverte sempre un sacco guardare gli showreel, ma anche perché poi li devi assolutamente confrontare al curriculum. Cioè, Ivo Romagnoli frequenta la prestigiosissima Royal Academy a Londra, sotto appunto la scuola di recitazione di Kenneth Branagh. Cioè,
non è cosa da poco. Lì ti sei consolidato e hai gettato le radici del tuo percorso artistico, Ivo. Ma mi devi bloccare? Sì, questa domanda la continuiamo anche in FM. Lì 10 secondi, spostiamoci dall'altra parte. E non si può rispondere a questo in 10 secondi. Ovvio. Grazie. Che imbarazzo vedermi, lo sai, non mi riesco a guardare io, è una cosa. Ivo Romagnoli lo abbiamo conosciuto meglio attraverso lo showreel che abbiamo appena mostrato in diretta streaming sulla nostra pagina Facebook di Radio In. Ivan, ci stavi raccontando del suo percorso di studi, insomma, e c'è tanto. Come mai hai scelto Londra per la tua formazione? Ma perché Royal Academy Dramatic Art credo che sia la scuola più prestigiosa al mondo, cioè proprio la numero uno, e quindi se si deve sognare sogniamo in grande, no? Ho provato a fare volare alto. Volare alto, bravo. Ho provato a fare l'applicazione, l'ho passata, poi addirittura mi è stata offerta una borsa di studio e sono andato avanti. Senti Ivo, tu hai lavorato in serie di successo come un medico in famiglia, hai lavorato anche al teatro con Paci, Ceccherini, ma soprattutto hai fatto anche molte incursioni internazionali, cioè sei un artista, permettimi il termine, che ha quell'inquietudine bella, importante di chi vuole sempre crescere e vuole apprendere anche nuove tecniche e metodologie. Sì, certo. Sai, a me è capitato dal nulla, perché io la prima esperienza che ho avuto davanti a una telecamera l'ho avuta grazie ad Andrea Mugnaini, che mi ha preso come coprotagonista per il suo primo lungometraggio girato a Firenze 9 anni fa, più o meno, insomma, non mi ricordo. E poi da lì ho sempre continuato e ho cercato di approfondire questa cosa, questa mia passione. E io credo che si debba sapere quello che vogliamo. Io ogni giorno, ogni mattina, per me la recitazione viene prima di ogni altra cosa. E io ogni mattina, anche se ho un appuntamento alle 8, alle 7:30, sai, lavorando con l'America, c'era periodi che si lavorava con l'Australia, quindi gli orari a volte non esistono. Io però la mattina, appena mi sveglio, come ho fatto anche stamattina, io devo sempre fare i miei esercizi, le mie tutti i miei esercizi che devo fare, che ho imparato a fare alla Royal Academy Dramatic Art, che mi fanno sentire, se non li faccio mi sento male, mi sento come se non possa cominciare la giornata, cioè a volte mi sveglio alle 5, a volte mi sveglio alle 6, a volte a un quarto alle 5, perché io come comincio la giornata devo aver fatto i tuoi esercizi, vedi che dedizione. Senti Ivo, prima di salutarti, perché abbiamo già in pista, pronta a decollare, Michela Scolari, la regista di Sciacca, Un sogno fatto in Sicilia. Dici in 2 minuti come verrà distribuito il film e che percorso troverà da qui ai prossimi giorni. Allora, adesso questo film è stato fatto per la Sicilia, è fatto per voi. E adesso noi continueremo una distribuzione cinematografica in Sicilia, prima di tutto. Dopo Sciacca io vorrei fare una proiezione, vorrei mettere una settimana in sala a Marsala, essendo dedicato a mia nonna,
e poi continueremo insieme anche a Sino Caracappa con Nicola, insomma, a fare delle proiezioni, a fare delle distribuzioni in Sicilia, per poi distribuirlo in tutta Italia al cinema. Dall'altro fronte invece è stato un film pensato principalmente per l'estero, e quindi adesso Adam stiamo finendo gli ultimi dettagli per fare il lancio internazionale, per poi farlo vedere in tutto il mondo. Dai Ivo, allora ci risentiamo quando potrete darci le date, raccontarci gli altri appuntamenti in giro per il mondo. Saremo orgogliosi di poterli così diffondere anche noi attraverso la radio. Grazie. Quando poi ci vedremo, Ivo, e sono sicuro che farete una tappa palermitana, mi racconterai di com'è lavorare con un gigante come Adam. Questo me lo dirai poi davanti a un bicchiere di vino. Grazie Ivo Romagnoli per essere stato con noi quest'oggi. Ciao. Grazie infinito a voi per l'invito. Grazie mille. Grazie a te, Ivo. Ciao. Ciao. E ovviamente abbiamo già anticipato che noi continueremo a parlare di questo lavoro, avremo l'opportunità di intervistare la regista. Ho un debole per i registi. E voi che non ci fosse la regista c'è, ci sarà fra qualche istante. Noi prima dobbiamo dare spazio ai consigli di Radio In e poi torniamo con quest'ultima intervista di questo Open Day Cinema. Restate qui con noi. I consigli di Radio In.